Io volevo testare perché mi ha mandato una conferma, è Sì, che già in abbiamo linea. Daniele Cini. È un regista molto molto importante, magari non ha diciamo, questo film intanto è Giro di banda, ma lui è un regista che io seguo da tanti anni, probabilmente perché il suo nome è legato a dei format straordinari come Blue Notte, per esempio, ha realizzato tanti lavori per Mixer, ma soprattutto lui è uno dei registi che escono dal centro sperimentale di cinematografia, di cui vado fiero e orgoglioso. Benvenuto Daniele. Benvenuto Daniele. Salve, buongiorno a tutti. Che piacere conoscerti, e ringrazio di questo Raffaella Spizzichino, perché quando mi ha fatto il tuo nome ho detto ma che meraviglia, e poi è sempre bello poi raccontare le ultime uscite. Noi adesso, Daniele, ti ripresentiamo ufficialmente perché abbiamo testato il collegamento su Facebook e YouTube. Quindi ti sentiamo bene, ti vediamo, ma switcheremo sempre tra Facebook e la radio, quindi saremo sempre brevi, concisi, ma ad effetto. E adesso rientriamo infatti in radio e ti ripresenteremo lì. Grazie. Emma Luci Blu, e abbiamo con noi in collegamento il regista di Giro di banda Daniele Cini. Sì, dopo le tappe di Roma, Milano, Bari, Torino, Lecce, Bologna, il documentario ha fatto ritorno nelle sale della capitale con nuove proiezioni. Noi quest'oggi vogliamo raccontarvi una bella storia di un musicista salentino, Cesare Dell'Anna, magistralmente confezionata in questo documentario, in questo film firmato Daniele Cini. Benvenuto per chi ci ascolta alla radio in Open Day Cinema, Daniele. Grazie a tutti, grazie mille. Evviva. Buongiorno. È già una locandina che parla da sé, Daniele. Beh, insomma, è uno dei momenti insomma, del film in cui esce fuori un po' il suo lato clown, il suo lato inventore. Cioè, questo Cesare è veramente un personaggio irrinunciabile per farci un film sopra. Senti, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani studenti di scuole di cinema che ascoltano questo format. Quello che mi incuriosisce tanto è come hai scoperto questa storia e perché hai voluto raccontarla, Daniele. Guarda, l'ho scoperta un po' per caso, perché ero in vacanza in Salento e mi sono imbattuto in questo concerto di Cesare, che è stato talmente trascinante che a un certo punto poi non ho fatto altro che seguire tutte le volte che avevo la possibilità i suoi concerti. L'ho iniziato a conoscere e attraverso inizialmente un piccolo documentario mi ci sono avvicinato, ho iniziato ad entrare nella sua vita e ho capito che oltre a questa musica straordinaria che trascina tutti quanti, c'era tanta altra roba da raccontare, insomma, perché con Cesare c'è, insomma, in questa operazione anche che lui ha fatto di riunire le bande con le voci, la musica dell'emigrazione, c'è tanta anche cultura, senso di comunità, di cooperazione, oltre che poi un personaggio che è molto caratterizzato dalla sua forte autonomia, la capacità, la sua insomma ostinazione a difendere la propria libertà creativa, e quindi insomma era qualcosa che mi spingeva moltissimo di raccontare, e mi sembrava anche strano che non fosse così conosciuto, perlomeno dalle parti mie. Bene Daniele Cini, ma ne parleremo adesso. Abbiamo tanto materiale, sì, grazie. E continueremo magari dopo la pubblicità. Certo, aspettaci un minuto, Daniele. Sì. I consigli di La voce della tua città. Eccoci rientrati, ma andiamo subito a guardare il trailer di Giro di banda.
Giro di Banda, il maestro Cesare Dell'Anna. Sono nato bandista, sono nato nelle bande, da quella cultura. Sono un sopravvissuto alle processioni, sono un sopravvissuto alla musica classica, sono un avanzo d'orchestra, sono un bandista vero. Siamo delle tartarughe e dopo aver girato oceani da un continente all'altro torneremo sempre sulla stessa spiaggetta sulla quale siamo nati. Beh, Daniele, sono un avanzo d'orchestra e un sopravvissuto alle processioni, è meraviglioso. E per te, da autore, raccogliere una testimonianza di un uomo così eclettico, così particolare, così straordinario, Daniele. È stato veramente un incontro notevole, perché poi insomma non siamo diversissimi noi come carattere, come età, storia, insomma, però abbiamo trovato molti punti in comune. Diciamo che è stata anche una storia in cui mi ci sono in parte rispecchiato, soprattutto per questa ostinazione verso fare comunque le cose che uno vuole fare, diciamo un po' controvento, che era uno dei titoli, tra l'altro, sì, papabili del film. Controtempo, veramente. Senti, noi rientriamo adesso in FM, la Tonà. Sì. Grazie. Michael Bublé con Sway, ecco, ma abbiamo già visto il trailer e quindi stiamo continuando con Daniele Cini di... Sì, stiamo raccontando di un docufilm che, lo ricordiamo, è stato realizzato con il contributo della Puglia Film Fund, della Fondazione Apulia Film Commission, dalla Regione, dal Ministero della Cultura, e siamo in collegamento con Daniele Cini, il regista di Giro di Banda. È un film che sta già ottenendo parecchi riconoscimenti, Daniele. Ho una curiosità tecnica: quante ore di girato hai realizzato? Così chi ci ascolta dei nostri ragazzi capisce cosa c'è dietro un biopic. Guarda, sono abbastanza incalcolabili le ore che abbiamo girato, perché abbiamo lavorato quasi 4 anni, insomma 3 anni e mezzo. Però circa, tra il montaggio e le riprese, nel senso che noi andavamo, io poi vivo a Roma, poi andavo in Salento quando sapevo che c'erano delle cose che avevamo costruito insieme che mi interessavano da girare, e quindi è stato un lavoro che si è protratto a lungo, il montaggio è durato quasi 2 anni, ma in realtà non è un vero e proprio biopic, è un'esperienza, un pezzo di strada che abbiamo fatto insieme, in cui ho cercato di raccontare anche parte della vita di Dall'Anna, ma soprattutto vivere insieme a lui proprio nei suoi stessi possibili momenti, tempi, cioè non c'è niente di ricostruito a parte la scena finale, che non faccio lo spoiler, ma per il resto no, non bisogna dirla. Devo chiedere una cosa, Daniele, proprio essendo, abbiamo capito che quindi questo è un viaggio più che altro che è stato prima umano, prima che artistico, no? Questo tipo di progetto. Qual è stato l'incontro realmente tra tanti che l'ha portato proprio più vicino all'anima del maestro? Ma probabilmente io l'impatto già che ho avuto la prima volta che l'abbiamo incontrato, in cui l'abbiamo trovato in queste grosse difficoltà, proprio è capitato per caso, che poi un po' più o meno all'inizio del film, che è un po' la sua vita quotidiana, che cercare a tutti i costi di tirare insieme questo grande anche apparato di musicisti, perché la banda di Cesare sono anche 50 musicisti che lui deve tutte le volte mettere insieme per gli avvenimenti, e imbattersi continuamente con difficoltà quotidiane, con questa tenace capacità anche di portarla avanti. È stato uno dei momenti che insomma mi ha abbastanza aperto anche un lato meno, diciamo, glamour che c'avevo su di lui da spettatore. Guarda, e poi tante cose
più intime, come il rapporto con sua figlia, per esempio. Ecco, che è la cosa poi fondamentale, perché ti fa conoscere realmente poi il personaggio reale dal punto di vista proprio umano. Ma noi andiamo Hai toccato intanto... una corda bellissima, la Tonà, e Andiamo io in ho radio scelto intanto. una clip da far vedere a chi ci Perfetto. segue in video su Facebook e YouTube. È una clip molto intensa, suggestiva, dura 20 secondi. Marco. Chissà cosa rappresenta questa immersione. Ma poi lui vestito da maestro Col suo strumento. col suo strumento, che è la tromba, si tuffa. È bellissima, Daniele, è bellissima questa immagine. Accendiamo l'audio. Aspetta, non ti sentiamo, Daniele. Forse c'è un problema di audio. Sì, se magari non so se si è staccato il microfono per sbaglio. Daniele, non mi pare. Forse ci Mi sente, sentite? ma non lo più? sentiamo più. Possiamo provare a leggere il labiale. Prova magari a cliccare se hai messo nel microfono per sbaglio. Il mute. Sì, forse c'è il muto nel microfono, Daniele. Eccolo, ecco, dai, eccolo. Stiamo... Daniele. Dimmi. Sì, ora ci sei. Sì. Adesso ti risentiamo, ti avevamo perso. Abbiamo visto il trailer. No? Ecco, immagine suggestiva, Marco, se utilizziamo ancora qualche secondo per far vedere, che poi la parte che io adoro, che è il backstage, qualche foto di scena. Qui sei con il tuo DOP. Mario Bucci. Esatto. Mario Bucci, bravissimo, straordinario. Esatto, ancora dei momenti tra te e il protagonista, è un po' il kit boom con la parte suono e fotografia in interni. Senti Daniele, il film sta girando parecchio, io ovviamente ti dico, se verrai a Palermo ovviamente ti apriremo le porte della scuola, ma soprattutto far vedere un lavoro di questa portata con 4 anni di gestazione non è semplice. Daniele, ecco, mi piacerebbe molto a chiusura di questa intervista che tu potessi dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere questo meraviglioso mondo della regia e del documentario in particolare, ma ce lo devi dire fra in radio, fra 2 30 secondi sì. Ok. Abbiamo ascoltato Noemi Bianca, ma siamo ancora in collegamento con Daniele Cini, che è l'ultimo rush finale. Ecco. E ovviamente per chi ci ascolta alla radio in questo momento, siamo in Open Day Cinema, siamo in compagnia di un grande ed esperiente regista come Daniele Cini. Ecco, ti chiedevo qual è il consiglio che puoi dare a un giovane cineasta, a un giovane aspirante regista? Consigli sono sempre difficili perché poi i tempi cambiano, però diciamo sicuramente questo è un lavoro in cui ci vuole molta passione e molta pazienza, perché per tirare fuori le cose vere dalla realtà e raccontarle nel modo in cui poi insomma arrivano alla gente ci vuole molto tempo e molta costanza, però effettivamente è una delle esperienze più libere che ci siano. Io ho anche fatto cinema di fiction e devo dire che questa strada del documentario, soprattutto quando si riesce a seguire delle storie così a lungo, si ha la possibilità di farlo, è quella che dà più soddisfazione. Voglio ricordare il tuo esordio nel 1974, ma quanti anni sono passati, quanti linguaggi hai sperimentato, Daniele. Poco fa li ricordavo, scorrevo il tuo curriculum, veramente meraviglioso. Il tuo nome è legato a grandi produzioni anche e soprattutto della televisione. Ecco, parlavi proprio di linguaggio. Abbiamo ancora 2
minuti per poter entrare appunto nel mood del tuo lavoro, ed è bello che un regista, dopo che abbia sperimentato anche tanta fiction, ritorni al documentario, quindi siamo convinti che il cinema del reale... Sì, vai, ti prego. No, dicevo che ormai il documentario e cinema di finzione si sono molto ibridati, no? Esatto. A volte si trova, abbiamo visto, non so, La voce di Indra di Giabber recentemente, che è una cosa un po' anche a metà strada. Tanti documentari di Minervini, Rosi, hanno un impatto da cinema, insomma. È vero. Quindi il linguaggio ormai si sta avvicinando, in genere ci sta soprattutto una differenza di mercato e di budget che è molto ancora enorme fra i due, però insomma penso che sia una strada che sempre più piace alla gente, lo vedo nelle sale tutte le volte che proietto questo film. Tutti alla fine dicono non è un documentario, è un film, in realtà sono tutte e due le cose insieme. Esatto, Però esatto. Daniele, noi ti ringraziamo veramente per essere stato con noi. Grazie E maestro. ti aspettiamo qui in studio. Evviva. Grazie. Ciao e complimenti davvero.